Allora, per completare un po' il discorso che si stava facendo con i nostri ospiti relativamente un po' alla Costituzione, questa che viene il valore anche della Costituzione e gli eventuali modifiche che possono essere apportate. Sì, solamente un'ultima cosa. Io sento appunto nel dibattito, sento dire che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio sarebbe una svolta autoritaria, il fascismo, la dittatura, eccetera. Allora mi permetto di dire che in Europa ci sono tanti paesi che sono repubbliche presidenziali. Pensiamo alla Francia, la Francia è una repubblica presidenziale, gli Stati Uniti, che è una grande democrazia, però questi paesi hanno appunto pesi e contrappesi. Lo diceva Silvano un attimo fa, può essere che negli Stati Uniti il presidente sia un democratico, è successo in questi anni, e la maggioranza del Congresso è in capo ai repubblicani, cioè sono meccanismi costituzionali che prevedono che non ci sia un potere assoluto. Ora, la cosa appunto che ci preoccupa molto è che qui con il messaggio della governabilità, della stabilità di quello che comunque una volta eletto deve garantire i 5 anni, si introduca una serie di elementi per i quali vengono meno appunto pesi e contrappesi. Perché in un'unica tornata si elegge il Presidente del Consiglio, ma anche la maggioranza che lo sostiene. Diventa una cosa blindata che, attenzione, in caso di crisi si dovrebbe o trovare una soluzione francamente poco comprensibile da come è scritto, oppure ritornare al voto. Oggi è il Presidente della Repubblica, in forza del suo mandato, che in caso di crisi di governo prova a trovare una soluzione alternativa. I vituperati governi tecnici hanno questa origine, cioè di fronte a una difficoltà del Parlamento di trovare una maggioranza, il Presidente della Repubblica costruisce una proposta. Per evitare che cosa? Che si torni al voto ogni 6 mesi, perché sì. A questo punto il rischio è quello. Con questo impianto si rischia esattamente questo, cioè di tornare al voto ogni 6 mesi, perché non hai più la figura di garanzia del Presidente della Repubblica che in caso di crisi del governo non è nelle condizioni, perché gli è stata tolta, gli verrebbe tolta questa prerogativa, non sarebbe nelle condizioni di fare una proposta alternativa. Questo è il punto, diciamo, critico, questo anche altri su queste norme. Cioè, quando i nostri costituenti ci hanno messo 2 anni per costruire la nostra Costituzione, che appunto è fatto di principi, è fatto di valori, ma è fatto anche di norme che regolamentano appunto l'equilibrio tra i 3 poteri dello Stato. Dicevo prima, legislativo, il Parlamento, esecutivo, il governo, giudiziario, la magistratura. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo su questi 3 poteri, che non è un ruolo impositivo, è un ruolo di, diciamo, mantenimento di un equilibrio, che è stato un lavoro straordinario appunto che i 556 costituenti hanno fatto in 2 anni. Ora non si può pensare che nel giro di, voglio dire, qualche giorno 3-4 personaggi riscrivano punti delicatissimi della nostra Costituzione, perché si rischia davvero di creare una sorta di mostro che una volta messo in campo poi si fa fatica a tornare indietro. Chiaro. Allora, tornando al discorso dei principi anche nella Costituzione, si ribadisce, qui ci colleghiamo poi anche all'altra data, che è quella del 1° maggio, comunque il discorso del lavoro, l'importanza fondamentale del lavoro. Da noi però, a seguito di interventi normativi ben noti, il lavoro è un pochettino precario. Voi peraltro dopo potremo parlare anche in proseguo, state facendo anche una raccolta firme significativa per agire da questo punto di vista su una maggior tutela dei lavoratori, cioè si cercano tante figure professionali, questo lo diciamo sempre, lo dicono sempre gli imprenditori, cercano lavoratori, ma questi lavoratori poi non hanno più questa sicurezza del posto di lavoro che possa dare delle garanzie per costruirsi poi una vita.
I più giovani non le vogliono neanche più ormai, sono talmente abituati che non le cercano neanche più. Allora, il tema del lavoro è un tema centrale che appunto è centrale anche nella nostra Costituzione, no? Sappiamo tutti cosa viene detto all'articolo 1 della Costituzione. Il problema è che in questi anni, in nome della flessibilità, il lavoro è diventato quasi una merce alla pari di tante altre, dimenticando che dietro ci sono le persone, che il lavoro invece è quell'elemento che consente la crescita delle persone, che consente la libertà delle persone, che consente la vita delle persone, l'evoluzione delle persone. Un lavoro frammentato, un lavoro precario, un lavoro insicuro, sottopagato, non è quella forma di lavoro che noi vogliamo, e sul quale non solo interverremo, proviamo ad intervenire anche qui attraverso uno strumento di democrazia che è quello di una raccolta firme su dei referendum per restringere le norme che riguardano il precariato, ma sulle quali vorremmo intervenire anche o proviamo a intervenire anche quando, come dire, ci dichiariamo non favorevoli all'autonomia differenziata, un'autonomia che rischia di andare a creare ancora più frammentazione, perché rischia di creare 21, perché tante sono le regioni, 21 patrie, tra virgolette, 21 piccole patrie nelle quali si chiede, come il Veneto, la possibilità di intervenire su tutte le materie, a partire dalla scuola, che è il nucleo centrale per la creazione e per la cultura dell'identità nazionale, per la cultura del cittadino, ma anche su temi come la legislazione in materia di salute e sicurezza, che vorrebbe dire creare dumping non solo contrattuale, ma il rischio anche di dumping territoriale, ma anche si interviene su materie strategiche come sono quelle delle infrastrutture, e si sono richiamati anche i temi delle gabbie salariali, dimenticate, insomma, come dire, archiviate tanti anni fa, e quindi creando una situazione di frammentazione ancora più profonda di quella che c'è oggi, e non solo quindi frammentazioni tra classi sociali, frammentazioni generazionali, ma creando un approfondimento anche nella frammentazione e nelle disuguaglianze territoriali. Chiedo una cosa, sì. gabbie salariali faceva riferimento, sì. Cioè praticamente delle aree, delle regioni dove c'è un tipo di retribuzione base, i contratti collettivi si regolano in un certo modo. Le gabbie salariali sono legate più appunto al territorio, e quindi dove c'è vorrebbe dire azzerare la validità dei contratti nazionali, per cui a seconda del territorio dove sei, della regione dove sei, dello sviluppo di quel territorio, del potere di acquisto che serve in quel territorio, magari anche dell'inflazione che c'è in quel territorio, creare, o della ricchezza, perché chiaramente da redistribuire che c'è in quel territorio da parte anche del sistema produttivo, creare degli stipendi differenti. Ma questo è corretto, perché effettivamente anche il dipendente pubblico stesso non ha più convenienza a venire a lavorare al nord, o addirittura se va a lavorare a Milano è in miseria, se lavora a Palermo, a Reggio Calabria sta anche bene. Un'azienda che paga me X, se io vado a vivere giù sto benissimo, se vivo qua magari arranco, sì, perché c'è un potere d'acquisto diverso, anche il valore degli immobili sono completamente diversi, cioè si rischia qua adesso in questa situazione di inflazione, di crisi, perché c'è una crisi generale, veramente sono categorie che non vivono più, però... se non si fa una differenziazione regionale dicendo qui si vive meglio, puoi prendere anche 100 euro in meno, oppure anzi invece che 100 euro in meno di là hai necessità assoluta di 100 euro in più.
però attenzione su questo punto, perché lo dico anche per i pensionati, sì, perché sì, il pensionato sì, del sì, sud sì. sta meglio di quella parità del nord. Sì, questo sì, però attenzione, perché noi in Italia abbiamo 2 livelli contrattuali, non ne abbiamo uno solo. C'è il contratto nazionale, che è costruito in maniera tale da avere un minimo di difesa del potere di acquisto e sostanzialmente i diritti e doveri dei lavoratori. E poi c'è la contrattazione integrativa aziendale. Che però quella è lasciata. Nel nostro, per esempio, anche lì nel nostro nord-est sono piccole aziende dove la contrattazione collettiva aziendale non c'è. Realisticamente entriamo nelle aziende. Farebbero bene le aziende piccole del nord-est a costruire, diciamo, dei momenti anche di aggregazione, perché guarda, la cosa che si rischia con questa idea, insomma, diciamo, della parcellizzazione del nostro territorio, c'è chi dice attenzione perché qua si cristallizzano le posizioni, cioè si fermano. Fosse questo, noi siamo in Veneto, dice vabbè, insomma, nel senso, questa è una regione, insomma, che cresce, eccetera, siamo cristallizzati e quindi manteniamo la nostra condizione migliore rispetto a tante regioni del sud. Non è così, nel senso che nel tempo, piano piano, le condizioni materiali e condizioni economiche delle persone, delle aziende, si attestano verso i livelli più bassi. Ma infatti per quello tempo. dicevo che qui adesso il potere d'acquisto non è più quello di prima, per cui ci troviamo pensionati che non arrivano a fine mese, obiettivamente perché costa tanto, e che dicono ma se a un certo punto andassi a vivere a Reggio, dico giù in Calabria, anziché in un paesino della Sardegna, in mezzo alla Sardegna, posso vivere. Sai che cosa facciamo? Che addirittura vado a vivere non più in Portogallo, però in Tunisia anziché in Ungheria, perché non ce la fai più. Perché? Perché hai maturato una pensione, pur essendo originario del sud, qui, lavorando qui, che ormai qui non ti consente più di vivere, quindi sei costretto a migrare dove costa meno. Anche è questo che dico, perché qui adesso Veneto, Lombardia, sono regioni molto costose, cioè dove noi non abbiamo degli stipendi bassi. Perché politicamente non si interviene su politiche sociali e di coesione sociale che consentano, che tengano conto di questi fattori. Non è come dire, impoverendo o riducendo la redistribuzione o cambiando la redistribuzione verso chi in questo momento non è meno sviluppato di noi. Pensiamo al sud di questo paese, che migliora la condizione di chi sta al nord di questo paese. No, io non sto dicendo diminuendo, sto diciamo aumentando al nord, sì, per ma non è quello che non è quello che avverrebbe, perché certo. Poi qual è la condizione successiva? Che se non ci sono i fondi, non c'è neanche il gettito fiscale, non c'è in quelle regioni, cosa facciamo? Abbassiamo anche il livello dei servizi essenziali, mentre da qualche altra parte riusciamo a mantenerli. Però veramente, cioè, diventiamo 21 patrie che già come dire, a livello di nazione facciamo fatica a competere sui mercati internazionali, come dire, fra i grandi colossi, gli Stati Uniti, la Cina, gli scambi commerciali. Se pensiamo di diventare più forti separandoci all'interno del nostro paese, penso che insomma, qualsiasi economista, ma adesso anche molte rappresentanze datoriali cominciano ad avere una preoccupazione, perché se non cresce il prodotto interno lordo, non cresce neanche la produzione del paese, e quindi è un cane che si morde la coda a pensare di separarsi e che ognuno si salva no, ma infatti solo. Ma qui comunque non si parla di separazione, ma di maggiore autonomia decisionale, perché nessuno ha mai parlato di questo. Però sono tematiche molto molto complesse e necessiterebbero tantissimo tempo. Noi qua dobbiamo darvi degli spunti, e io mi devo mettere dalla parte del diavolo, perché non abbiamo neanche la possibilità di interagire con chi può parlarne con competenza, può magari controbattere con competenza. Voi fate le vostre riflessioni, cari telespettatori, andiamo in pubblicità pochi secondi, torniamo subito, tra poco.